Buongiorno. Ma e quindi rischio di passare per Nostradamus, per una specie di vaticinatore, uno che fa le previsioni che poi si avverano. L'altro giorno vi avevo detto che, descrivendovi come funziona la politica sarda, la politica in generale, italiana, che molto probabilmente nei prossimi giorni avremmo visto la Todde che si sarebbe compromessa con i poli industriali, con i poli industriali. E infatti l'abbiamo vista proprio lo stesso giorno in cui io parlavo, la Todde ha pensato bene di andare alla Glencore, presso la sede della Glencore, a Portovesme, nel Sulcis, quella zona lì, a promettere ancora una volta che sarebbero stati i cittadini sardi a pagare l'attività della Glencore. Cioè, dobbiamo farci carico noi, cittadini di una delle industrie più inquinanti, più energivore e soprattutto più in passività della nostra Sardegna. Adesso non si capisce perché. Non si capisce perché noi che non facciamo gli industriali e non abbiamo mai prodotto zinco, non abbiamo mai trattato bauxite, dobbiamo diventare titolari e dobbiamo diventare i padroni, datori di lavoro di questi operai. Perché se la Glencore decide di licenziare, non mi ricordo se 30, 40 operai, perché evidentemente non sta sul mercato, perché il geometra Cani decide che la Glencore deve per forza assumere e trattenere 40 dipendenti che sono di una linea improduttiva? Perché non li può licenziare tranquillamente? Perché queste persone devono rimanere in cassa integrazione per anni? Perché queste persone non si possono cercare un lavoro? Ma soprattutto perché alla Glencore deve essere ancora concesso una volta di inquinare, di sprecare i nostri soldi, di prendere sussidi, di avere sconti energia e di continuare a lavorare in una condizione di privilegio rispetto a quella che riguarda tutti quanti i cittadini sardi. Perché qua la politica può decidere di fare figli e figliastri? Ma soprattutto, che cosa c'entra la Glencore con la questione della transizione ecologica? L'ho spiegato nell'altro video. La transizione ecologica fondamentalmente si basa su una grossa fallacia, su una grossa bugia, su un grosso fraintendimento, che è un fraintendimento fra noi, ma che non è di sicuro un fraintendimento per la politica, perché la politica sarda, che è proiezione della politica italiana, e come dicono questi quality business, è la peggiore d'Europa. Vedete il rosso? Qua noi abbiamo le peggiori politiche della comunità europea, siamo i peggiori, quindi perché questa politica si comporta così? Questa è la politica dei peggiori e quindi si comporta nel peggiore dei modi. Cosa vuol dire? Che interesse ha questa gente a dire, a stabilire il nostro fabbisogno energetico, il fabbisogno energetico dei sardi e della Sardegna, senza considerare che è lo Stato italiano, che è la regione Sardegna, che sono questi parassiti della regione Sardegna, che sistematicamente si sperticano utilizzando i nostri soldi per mantenere aperte, fuori dal mercato, quindi fuori dal fallimento, tutta una serie di attività industriali che sono estremamente inquinanti e estremamente energivore. Ora, a questo punto, di fronte a queste persone, a questi incapaci mafiosi, come si fa a far stabilire a queste persone qual è il fabbisogno energetico della Sardegna? Come si fa a stabilire quello che è il fabbisogno energetico dei sardi, se non lasciamo agire il mercato che ripulisce la Sardegna da tutti questi cancri che noi portiamo appresso dal piano di rinascita? Come si fa a stabilire qual è la necessità energetica della Sardegna di fronte ad attività energivore che noi non vogliamo, che il mercato non vuole, ma che la politica tiene in piedi semplicemente per la gestione dei nostri soldi, la gestione dei voti, la gestione della rendita politica, la gestione di una marea di denari che ci vengono rubati tutto il giorno e che sono finalizzati a tenerci schiavi dello Stato, in questo caso dello Stato italiano. Quindi bisogna dire due cose sulla questione della transizione energetica. La transizione energetica, chi dice che non ci sono aree idonee in Sardegna, ha ragione. Ha ragione, io sono dalla parte di chi dice che non esistono aree idonee per la transizione energetica sarda, ma non perché non sia a favore
della tutela ambientale, della tutela dell'acqua, della tutela dell'aria. Assolutamente no, come dicono quei disonesti grillini e quei disonesti del PD, che dicono che chiunque sia contro la transizione energetica è automaticamente a favore dei combustibili fossili, a favore di quello che è lo sfregio della nostra terra. Lo dicono loro, che poi fanno in modo che la Glencore continui a produrre tutte le schifezze che non vengono prodotte da altre parti del mondo, continua a produrle in Sardegna. Quindi da una parte inquinano e dall'altra ti fanno la morale. Inquinano con i nostri soldi e poi fanno la morale a chi alza la mano e dice: ma forse non sarebbe il caso che la Glencore chiudesse, che 40 persone che producono zinco si cercassero un altro lavoro? Non sarebbe il caso di smetterla di inquinare la Sardegna? Non sarebbe il caso di consumare meno energia, di fare in modo che queste industrie energivore chiudano? E poi da lì, da quel momento, stabilire quello che è il nostro fabbisogno energetico, il fabbisogno energetico dei sardi, non degli italiani. Quindi in Sardegna chi dice che non ci sono aree idonee ha perfettamente ragione, ma non per la fallacia argomentativa dei disonesti di sinistra, di centrosinistra, che dicono automaticamente che se sei contro la transizione energetica europea, se sei contro la pianificazione dello Stato italiano a danno dei sardi, che è sempre stata a danno dei sardi, allora sei contro l'ambiente, allora sei per l'inquinamento, allora sei assolutamente sperticata a favore del petrolio, del carbone. Queste sono cazzate irricevibili, sono volgarità e andrebbero sputanate queste persone. Ma qua c'è un problema di fondo. Non voglio tirarla molto lunga, oggi voglio fare un video breve perché voglio che possiate divulgarlo se possibile. Qua bisogna capire la più grande ricerca, il più grande paper, il più grande, come posso dire, la più grande ricerca scientifica citata nella storia è quella di Ioannidis, che spiega perché la maggior parte di studi scientifici sono falsi. Ok? Si intitola così: perché la maggior parte di studi scientifici sono falsi. Ci sono 5 corollari, io ve ne riporto soltanto 2. Dimostra appunto Ioannidis con la sua ricerca la maggior parte di studi scientifici sono falsi principalmente quando c'è lo Stato di mezzo e una mole di soldi incredibili, il famoso detto inglese follow the money, cioè più soldi ci sono in una ricerca, più soldi pubblici ci sono in una ricerca, più questa è la possibilità di essere falsificata, di non essere replicata e quindi di riportare risultati falsi. E poi l'altro è presto detto: più un argomento di moda, più persone arrivano a come posso dire, interessarsi di una materia che non è la loro e di corrompere attraverso un'attività appunto corruttiva, di corruttela, meno lo studio è attendibile. Ora, la maggior parte di soldi pubblici al mondo vengono spesi, la maggior parte di pubblicità, la maggior parte di stati coinvolti al mondo sono orientati alla questione della transizione energetica. La transizione energetica europea, la transizione energetica mondiale, la pianificazione di stampo comunista della nostra energia è la più grande bugia, la più grande falsità che sia mai stata sparsa nella storia dell'uomo. Ecco perché non esiste, noi non vogliamo la transizione energetica, non perché non vogliamo la tutela ambientale, ma perché non vogliamo che sia lo Stato italiano, non vogliamo che siano questi criminali qua, compresi quelli sardi, perché non sono solo gli italiani. Comandini è un criminale sardo, Massimo Zedda è un criminale sardo, Cappellacci è un criminale sardo, la Todd è un criminale sardo, Massimo Zedda è un criminale sardo. Cioè di cosa parliamo? Ma di cosa parliamo? Noi non è che siamo contro il progresso, noi non è che siamo contro i privati che si lanciano nel mercato e provano a risolvere una situazione di inquinamento gravissima creata dallo Stato, perché ricordiamoci che nella storia dell'uomo le più grandi schifezze a livello ambientale sono state fatte dai regimi comunisti, dalle grandi pianificazioni statali ovunque nel mondo, non dal libero mercato, non dalle singole persone che investono, provano a costruire qualcosa di bello. Quindi chi è contro la pianificazione energetica ha ragione. Chi dice che la pianificazione energetica italiana, europea non può essere fatta in Sardegna ha ragione, perché qua stiamo assistendo a una cosa vile, a una cosa schifosa. Qua il governo, l'amministratrice della Sardegna, la Todde, è un mese che gira per scaricare le proprie responsabilità sui sindaci, per utilizzare i sindaci contro i cittadini, per fare in modo che siano i sindaci a individuare le aree idonee. Ora, io vi faccio anche una domanda molto semplice: ma voi avete mai parlato con persone che sono coinvolte nell'amministrazione dei comuni? Io ho un grandissimo amico che si occupa dei bilanci comunali, Pier Giorgio Pira, che saluto e che mi dà sempre una mano a capire, a comprendere
Ecco, Pier Giorgio, per chi non conoscesse la Costituzione, per chi che non avesse la possibilità di comprendere come funziona l'amministrazione regionale, i comuni non hanno soldi, i comuni non hanno possibilità, vivono delle briciole che gli arrivano dalla regione e dallo Stato italiano. Quindi i comuni non sono autodeterminati, i comuni sono semplicemente degli enti amministrativi di infimo rango, per cui scaricare come vuole fare la Todde e quel delinquente di Comandini, questi delinquenti italiani che vogliono scaricare la responsabilità sui comuni, è una cosa appunto che li qualifica. I comuni non hanno uffici, non hanno la possibilità di spendere in tecnici, non hanno la possibilità di controllo del territorio. Quindi, luridi criminali, come vi permettete di scaricare la responsabilità sui comuni? E adesso io mi chiedo anche, ma come fa l'ANCI? Come fa Daniela Falconi? Come fai Daniela Falconi? Ma come fanno a guardarti i tuoi cittadini? Voi che dell'ANCI rimettete la piena fiducia. Oggi è uscito un articolo sull'Unione Sarda che diceva che Daniela Falconi, che è la presidente dell'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, in Sardegna, dà massima fiducia alla Todi. Dice: noi non possiamo decidere perché non abbiamo la capacità, i tempi sono stretti, ma massima fiducia in questi delinquenti. Brava Daniela Falconi, brava, complimenti, da sardo a sardo, ti faccio i miei complimenti. Che cos'è che non capisci rispetto alla peggiore amministrazione d'Europa? Come fai a rimettere tu dell'ANCI la massima fiducia, voi dei comuni sardi, con quel cazzo di tricolore sempre addosso? Come cazzo fate a mettere tutta la fiducia nelle istituzioni italiane, in Mattarella, nei delinquenti al governo? Come avete fatto a stare zitti mentre ci massacravano nel Covid, per esempio? Voi siete sempre fiduciosi nei confronti delle istituzioni italiane, della quale voi avete appartenenza come infimo rango, siete l'ultima escrescenza dell'amministrazione italiana. Quindi io mi chiedo, come diamine fate a parlare in nome dei sardi? Come vi permettete? Come vi permettete di avere questo atteggiamento? È assurdo, è assurdo. È un atteggiamento di lassismo, di totale abbandono delle vostre prerogative. E questo chiaramente è colpa vostra perché siete colpevoli. Io non vi chiamo criminali, non vi chiamo criminali come chiamo criminali gli amministratori italiani, ma siamo lì perché l'atteggiamento è il medesimo, l'atteggiamento di fiducia, e insomma la fiducia deve essere anche giustificata e giustificabile di fronte ai vostri elettori, di fronte ai vostri cittadini. Quindi io mi chiedo, Daniela Falconi, voi come fate a stabilire quali sono i fabbisogni energetici sardi? Come fate a rimettere fiducia nelle istituzioni italiane? Le peggiori d'Europa, di cui fate parte anche voi. Quindi, come fate? Come fate a mettere noi cittadini, a mettere i nostri figli, a mettere le nostre famiglie nelle mani di questi delinquenti? Ok? E soprattutto come diamine fate ad accettare quella che è la pianificazione energetica da parte dell'Europa, dell'Italia, che è basata su presupposti manifestamente criminali? Manifestamente criminali. Io mi dissocio da voi, mi dissocio, e credo che proprio i sardi dovrebbero censurarvi, ma censurarvi malamente. E se tutto questo non fosse un sistema malato, voi non potreste esprimervi in favore di una transizione energetica che la gente non vuole. Dovreste fare dei referendum, dovreste fare dei consigli aperti, dovreste fare come stanno facendo in tantissimi comuni sardi, dove i sindaci, brave persone, hanno chiesto ai cittadini che cosa vogliono. E quindi io applaudo, un plauso ai comuni che hanno chiesto ai cittadini, e un plauso ai comuni che si sono ribellati e non vogliono la pianificazione energetica europea. Non perché non vogliono tutelare l'ambiente, perché ci vuole coraggio a dire che i comuni sardi e i cittadini sardi non vogliono tutelare il loro ambiente. Ci vuole coraggio. Voi dell'ANCI dovete avere il coraggio di dire che i sardi non vogliono tutelare l'ambiente. Ma soprattutto ci vuole il vostro coraggio per dire che è l'Europa che tutela l'ambiente, che è la regione Sardegna che fa gli accordi con la Glencore per cagare il nostro territorio, e voi gli mettete in mano quella che è la nostra fiducia, come quel criminale di Graziano Milia che dice che a Quartu ci saranno grandi opportunità di turismo basato sulla gente che va a vedere, si fa un giro e va a vedere le paleoliche. Criminale! Graziano Milia, sei un criminale. Tu e Massimo Zedda, che non avete mai fatto un cazzo nella vostra vita e mangiate soldi a sbafo, come tutti i criminali che rubano, voi rubate col benestare della mafia statale italiana. Quindi io mi chiedo, questo è il momento giusto per ribellarsi, questo è il momento giusto per delegittimare le istituzioni italiane, questo è il momento giusto per ricordare che lo Stato italiano, ma soprattutto qualsiasi Stato, è mafia perché hanno il monopolio della violenza, esattamente come la mafia, hanno il monopolio della violenza.
monopolio della violenza che viene ottenuto massacrandoci di tasse. Ora io dico, perché Daniela Falconi e perché quelli dell'ANCI non hanno mai niente da dire sul fatto che noi cittadini veniamo massacrati e subiamo una pressione fiscale, noi cittadini sardi, quasi del 70%? Perché non si lamentano? Perché non dicono che non è possibile ripopolare la Sardegna di dipendenti pubblici, ma se vogliamo dei lavoratori dobbiamo costituire, strutturare la possibilità concreta che le persone creino un'azienda, creino del benessere, creino un circuito virtuoso attraverso il quale la gente ha voglia di lavorare, non la voglia di grattarsi le palle che avete voi amministratori pubblici che vi prendete soldi pubblici. Quindi com'è che voi dell'ANCI col vostro cazzo di tricolore, pur essendo sardi, ok? Pur essendo sardi avete piena fiducia in queste istituzioni criminali, perché questi sono dati ufficiali, questi dell'Università di Göteborg, li conoscono tutti. Quindi com'è che voi dell'ANCI mettete i vostri figli, i nostri figli, le nostre comunità nelle mani dei peggiori criminali europei? Ecco, amici sardi, questo dovreste prendere i vostri sindaci per l'orecchio, prendetevi questa immagine. Chiedete a Daniela Falconi, chiedete a tutti quanti come cazzo è possibile che queste persone, questi che sono amministratori, questi che sono amministratori, mettono la nostra vita e il nostro futuro nelle mani di quelli che lo stanno distruggendo da 100 anni. Ok? Quindi come fate ad avere fiducia? E soprattutto noi che cosa dobbiamo fare con voi? Perché qua, cioè, non si capisce, voi non volete la violenza, non volete che la gente esca di testa, non volete che la gente impazzisca, ma voi vi comportate in modo da, cioè, state spingendo la gente a fare gesti estremi. Io sono assolutamente contro la violenza, però come spiegava Franz Fanon, la violenza è un boomerang e voi lo state lanciando. Voi avete lanciato il boomerang e occhio che il boomerang vi ritorna perché ha sempre funzionato così nella storia. E sebbene io non voglia la violenza, non la voglia nessuno, quando la gente non ha più nessuno strumento democratico, civile, di ascolto, di partecipazione, perché voi siete veramente non so neanche come descrivervi, perché è un atteggiamento schifoso, viscido quello che avete. Voi con le amministrazioni italiane, che mettete nelle mani di questi criminali il nostro futuro, quindi io mi chiedo cosa vi aspettate, se non la violenza dalla vostra gente. Violenza verbale, violenza fisica. Cosa vi aspettate? State distruggendo la società sarda nel momento in cui avete bisogno di compattarla, di assumervi le vostre responsabilità, di togliervi quel cazzo di tricolore di merda che portate. Siete qua che ci state calando le braghe e ci state girando mettendoci di spalle di fronte all'amministrazione italiana. Grazie Daniela Falconi, grazie a tutti i sindaci che stanno dicendo che hanno piena fiducia nelle istituzioni italiane. Bravi, bravi. Avrete sulla coscienza tutta la violenza che sta spandendo in Sardegna. La colpa è vostra. La colpa è vostra.